Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Presentato il nuovo progetto della Ragusa-Catania, investimento da 1,5 miliardi. Il ministro Salvini annuncia l'avvio di cantieri per 28 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie e parla di rinascita infrastrutturale della Sicilia. Cortei antimafia in memoria della strage di Capaci alla vigilia del 23 di maggio, a Palermo marcia degli studenti al Tribunale e alla Questura. Manifestazioni anche a Campobello di Mazara, il paese dove si nascondeva il superboss Matteo Messina Denaro. Fucili a pompa, Kalashnikov, pistole e centinaia di proiettili, scoperto e sequestrato un arsenale in una casa del quartiere di San Cristoforo a Catania, arrestato un 26enne vicino al Gran Cappello. L'ondata di maltempo lascia il segno sugli stabilimenti balneari del Catanese, ingenti i danni causati dal vento e dalle mareggiate. Rose e preghiere nel giorno di Santa Rita, fiumi di fedeli a Catania nella chiesa di Sant'Agostino per rinnovare la tradizione delle benedizioni floreali in omaggio della Santa delle cause impossibili. Ortigia e Saturnia in trionfo nella pallanuoto, i siracusani superano il Telimar Palermo nel derby che metteva in palio il terzo posto e conquistano il pass per la Champions League. Nella pallavolo i catanesi regolano il Casarano in 2 partite e centrano la promozione in A2. Ancora, buonasera da Telecolor. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a Catania per presentare il progetto del collegamento Ragusa-Catania. È stata anche l'occasione per tornare a parlare del ponte sullo stretto. Ce ne riferisce Adelaide Barbagallo. Dopo anni di attese, intoppi burocratici e lungaggini di ogni tipo, il collegamento stradale Ragusa-Catania, opera ritenuta strategica per la Sicilia, verrà realizzato. Ad assicurarlo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che al Pala Regione di Catania, assieme al presidente della regione Schifani e ai vertici ANAS Edoardo Valente e Aldo Lisi, ha presentato il progetto. Previsto un investimento complessivo pari a 1,5 miliardi di euro. Più di 1 miliardo di investimenti divisi in 4 lotti per far partecipare più aziende possibile, con tanti posti di lavoro creati e quindi connette città che oggi magari si sentono lontane perché si parla giustamente tanto di Palermo e di Catania, però la Sicilia è tanto altro oltre Palermo e Catania. Stiamo lavorando anche per il commissariamento e l'accelerazione dei lavori sull'autostrada fra Palermo e Catania. Parlando poi del ponte sullo stretto, suo cavallo di battaglia, Salvini promette che farà parte di un sistema di infrastrutture. Sono in cantiere o saranno in cantiere 28 miliardi di euro di lavori fra strade, autostrade e ferrovie. Lo sviluppo dei porti, degli aeroporti, delle strade, delle autostrade, delle ferrovie insieme al ponte nell'arco di pochi anni rendono la Sicilia una potenza a livello europeo, non solo a livello italiano. E c'è sempre lo spinoso problema del caro voli. Stiamo ragionando con le compagnie, spero che il percorso di ITA, non voglio ovviamente entrare in campo altrui, però si completi nell'arco di pochissimi giorni, così avremo un interlocutore solido e definitivo, e poi anche con gli organismi di controllo che dipendono dal mio ministero stiamo ragionando. È morto a Catania l'ex parlamentare della Democrazia Cristiana e poi dell'UDC Mimmo Sudano. Aveva 82 anni, in passato era stato eletto consigliere comunale a Catania, dove è stato anche assessore e vice sindaco. Aveva svolto il ruolo di parlamentare alla Camera e al Senato per la Democrazia Cristiana e poi per l'UDC. È lo zio paterno della deputata nazionale Valeria Sudano della Lega. A rendere nota la morte del parlamentare è stato l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. I funerali si terranno domani alle 17 a Catania nella chiesa di Madonna del Carmelo. Adesso ci spostiamo a Palermo perché sono già cominciate le commemorazioni del 23 maggio, giorno in cui avvenne la strage di Capaci. A Palermo studenti in marcia dal Tribunale in Questura. Corteo anche a Campobello di Mazara, il paese dove si nascondeva il superboss Matteo Messina Denaro. Marco.
Ricostruire i fili della memoria e riallacciare le trame della legalità. E questo è lo slogan della marcia. Dal Tribunale alla Questura è andata in scena oggi a Palermo in vista del 23 maggio. Presenti delegazioni di studenti di diverse scuole cittadine. L'idea è quella di connettere simbolicamente i luoghi che hanno subito l'attacco della criminalità mafiosa. In testa al corteo Tina Montinaro, vedova di Antonio, agente di scorta ucciso nella strage di Capaci. E abbiamo preso l'ultimo stragista. Però insomma dobbiamo anche dire ai ragazzi che non è che non c'è più la mafia, no? Siamo qui per questo, per fare capire a tutti loro che è importante la loro partecipazione e che loro devono sempre pretendere la libertà. Tenere viva la memoria è compito della scuola, dice uno degli organizzatori della marcia. Ci sono 87 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo che hanno aderito a questa rete. È una rete che si propone il tema di promuovere all'interno delle scuole la cultura dell'antimafia, che è un tema fondamentale. La scuola ha il dovere di ricostruire la memoria e la scuola ha il dovere di fare in modo che le sue attività didattiche e pedagogiche siano ogni giorno protese a costruire una cultura contro la mafia. Oggi questo corteo simbolico che collega il Palazzo di Giustizia con la Questura vuole ricordare i martiri del 23 di maggio, i martiri della strage di Capaci. Iniziative e manifestazioni anche a Campobello di Mazara, il paese dove si nascondeva il superboss Matteo Messina Denaro. Un nuovo corteo per dire no alla mafia con il sindaco del paese che parla di nuova mentalità nella comunità di Campobello. Campobello non può essere rappresentata da solo 10, 15, 20, non so quanti accoliti e consei che hanno garantito la detenza Messina Denaro, ma vogliamo essere rappresentativi della società più buona, più migliore che possa esserci, perché è questo su cui noi dobbiamo puntare. Ogni sforzo che fa il sindaco, ogni sforzo che fa la scuola è rivolta a migliorare la nostra società. Cortei e manifestazioni che apriranno alle iniziative in programma domani, nel giorno del ricordo. Adesso la cronaca: ha scoperto dai carabinieri di Catania un arsenale con armi da guerra in un appartamento di San Cristoforo, quartiere popolare della città. Arrestato un 26enne vicino al Clan Cappello. È l'ennesimo ritrovamento di un covo illegale nell'ambito dei lavori di contrasto della capacità militari delle consorterie mafiose. Ce ne parla Giusy Lazzara. Lo seguivano da tempo, lo hanno fermato mentre era in macchina appena arrivato sotto casa nel quartiere di San Cristoforo a Catania. I carabinieri hanno scoperto così un arsenale dentro l'appartamento nel garage del 26enne vicino al Clan Cappello, arrestato per detenzione illegale di armi e ricettazione. Dentro il box auto, in un armadietto metallico e sopra il guardaroba della camera da letto, i carabinieri hanno trovato armi da guerra clandestine, un fucile a pompa, un Kalashnikov, 4 pistole e 250 proiettili. Le armi e le munizioni erano ben tenute, perfettamente funzionanti. Sono state sequestrate dai RIS per gli accertamenti balistici e verificare se utilizzate per attività illecite. Questo ritrovamento è solo l'ultimo di una serie di sequestri dei carabinieri di Catania che dal 2021 ad oggi hanno portato all'arresto di 63 persone, sequestrato 73 pistole, 70 fucili, 5.000 munizioni e 37 ordigni esplosivi. Dietro i numeri ci sono tanti blitz che disegnano la mappa dei quartieri dove sono stati scoperti gli arsenali della criminalità. A Librino, nel quartiere di Montepo, storicamente controllato dal clan dei Cappello, armi anche a San Cristoforo, roccaforte del gruppo Nizza, facente capo alla famiglia di Cosa Nostra Santa Paola Ercolano. A San Giuseppe l'Arena, il ritrovamento all'interno di un casolare abbandonato. I canali di approvvigionamento delle armi, in particolare quelle da guerra, dalle indagini dei carabinieri si è scoperto che arrivano in Sicilia dalla Repubblica Slovacca, dove sono stati accertati gli interessi della famiglia Mazzei di Catania. Traffici clandestini di armi e munizionamento anche dai paesi della ex Jugoslavia e da altri territori colpiti da eventi bellici. Arriva così anche l'allarme dell'agenzia Europol, che ha evidenziato il rischio reale che il conflitto bellico russo-ucraino possa favorire il traffico di armi da guerra da quel territorio verso quello italiano. Si contano i danni dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il litorale ionico. A farne le spese soprattutto gli stabilimenti balneari, da Fondachiello alla Playa, che si stavano preparando all'inizio della stagione. Lorena Dolci. Qua c'era tutta la piattaforma montata, c'erano più di 40 metri, all'incirca 46 metri di piattaforma fino a lì.
il mare l'ha presa e l'ha portata tutti qua, l'ha buttati tutti là, li abbiamo dovuti raccogliere, abbiamo dovuto mettere lì perché oltretutto erano tutti pannelli comprati nuovi, lì c'erano tutte le mattonelle, quelle che le vede là, il mare li ha presi e li ha buttati qua, ha rotto le cabine, ha rotto bagni, ha rotto tutti i tubi dell'acqua. Ruspe e operai al lavoro per riparare i danni provocati dalla mareggiata anomala dei giorni scorsi. Qui siamo a Fondachello, questo stabilimento era pronto per aprire la stagione. L'allerta della protezione civile è arrivata come una doccia fredda. Dal sabato pomeriggio le onde che raggiungono la struttura, stravolgendo cabine, direzione, piattaforme. È una cosa allucinante. Io da 24 anni che ho questo stabilimento balneare non era mai successo. In nottata poi c'è stato proprio il disastro totale. Guardate lo strato di sabbia che la mareggiata ha portato sulla piattaforma che era già montata. Adesso la ruspa la sta portando via, ma si parla di almeno 30 centimetri di sabbia. Almeno una decina dei 28 lidi di questo litorale hanno subito gravi danni, ma l'imprevisto non smorza la voglia di andare avanti. Di aprire apriremo lo stesso, magari non sarà bello come gli altri anni, ma dobbiamo aprire, se no facciamo danno su danno. Ricostruiamo e ripartiamo, purtroppo non possiamo fare altro questo che ripartire sperando che non succeda più niente. I gestori hanno chiesto al sindaco di Mascali, Luigi Messina, di sollecitare lo stato di emergenza. Ma le onde hanno flagellato tutta la costa ionica. Andando verso sud, ecco i danni dalla scogliera al lungomare di Catania. Le piattaforme già erette sugli scogli non hanno retto all'urto dei marosi. In 1000 pezzi materiale, settimane di lavoro, investimenti. Non tutti avranno la forza di rialzarsi. Si lavora anche alla Playa, dove la sabbia mista alla cenere vulcanica è arrivata fino al viale Kennedy. I balneari sono già al lavoro e con la loro proverbiale perseveranza saranno sicuramente pronti a ricevere, accogliere la propria utenza in tempo per la stagione balneare. Si apre il 9 giugno, pronti per la prova costume. Adesso parliamo dell'Etna, si mantiene basso il livello del tremore vulcanico, in mattinata si è invece alzato lo stress all'aeroporto di Catania preso d'assalto dopo la ripresa dell'operatività a partire dalle 9. Lo scalo era stato chiuso ieri prima delle 13 per una nuova fase eruttiva del vulcano, una fontana di lava dal cratere di sud-est con emissione di cenere lavica caduta copiosa sul versante sud-ovest. L'aeroporto internazionale, che è sempre rimasto aperto, stamattina si è presto riempito con lunghe code ai varchi di sicurezza, molti voli hanno accusato ritardi di ore negli arrivi e questo ha creato a sua volta ritardi nelle partenze causati anche dal mancato arrivo degli aeromobili ieri quando l'operatività era stata sospesa. Sull'Etna intanto è presente una colata lavica che fuoriesce dal cratere di sud-est con il flusso lavico che si sviluppa a ovest di Monte Frumento Supino. Al momento non è possibile stabilire la posizione del fronte lavico più avanzato che resta comunque confinato nella zona sommitale a causa della copertura nuvolosa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. A Messina è un momento delicato dal punto di vista politico sia per il sindaco Basile che per la sua coalizione, tra il rischio di crisi e le criticità sollevate dalla Corte dei Conti sul piano di riequilibrio finanziario. Francesco Triolo. Nei corridoi del comune di Messina si respira una tranquillità che è solo apparente, perché nelle stanze del sindaco e nell'aula del consiglio comunale invece la situazione è completamente diversa. Nel giro di un mese la coalizione che fa capo a Sud Chiama Nord di Cateno De Luca e del sindaco Federico Basile ha perso la maggioranza in consiglio per l'addio di alcuni consiglieri eletti sia con l'ex sindaco che con Lega Prima l'Italia, e lo stesso De Luca prima si è dimesso dalla presidenza del consiglio, poi da consigliere. L'elezione del nuovo presidente però sta slittando da settimane, perché successivamente si è dimesso da consigliere un altro deputato regionale eletto con Sud Chiama Nord, Alessandro De Leo. L'attività in consiglio è così stagnata nonostante entro il 31 maggio ci siano da votare delibere importanti come il bilancio previsionale del comune, quello della Messina Social City e il piano Tari. Così oggi 15 consiglieri di centrodestra, adesso di maggioranza, hanno deciso di dare un opt-out. Ostaggio di un teatrino, ostaggio di una politica che non ci piace e che non condividiamo. Il Consiglio Comunale di Messina è bloccato da oltre
oltre un mese per dei giochetti di dimissioni, controdimissioni, dimissioni da presidente e poi da consigliere di Cateno De Luca e dei suoi sodali che eseguono pedissequamente gli ordini. La frase di traditore seriale a livello politico calza a pennello, poiché abbiamo considerato tantissime dimissioni durante la sua lunghissima carriera politica. Dunque credo che calzi a pennello, l'interesse è soltanto personale, non è un interesse collettivo, ormai è sotto gli occhi di tutti. Messina è stata soltanto saccheggiata a livello di preferenze da parte sua, dopodiché ha ringraziato tutti ed è andato via. Da parte sua Basile va avanti cercando di rispettare i tempi che si è imposta l'amministrazione. Noi stiamo andando avanti, stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto, abbiamo delle scadenze, questo lo sappiamo, oggi in Commissione Bilancio è arrivata la Tari con le aliquote, quindi stiamo continuando a lavorare, il Consiglio poi si determinerà autonomamente. A togliere il sonno al sindaco Basile però c'è un altro faldone, quello della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio che potrebbe portare al dissesto il comune. Tutto quello che abbiamo fatto è tangibile e più avanti vado nella lettura della relazione più sono convinto che gli elementi o i rilievi di criticità hanno ragione di essere nella misura in cui sappiamo come ribadire il comportamento corretto che abbiamo avuto. Adesso cambiamo argomento, lasciamo la politica, sono tantissimi a Catania i devoti di Santa Rita. Nel giorno della sua ricorrenza si rinnova la tradizione di acquistare rose e farle benedire, gremite alla chiesa di Sant'Agostino. Adelaide Barbagallo. Una rosa come segno di devozione o per chiedere una grazia alla santa delle cause impossibili, definita anche avvocata dei casi disperati. Nel giorno di Santa Rita fiumi di fedeli accorrono a Catania nella chiesa di Sant'Agostino, alcuni indossano anche il tradizionale vestito devozionale. Vedo che ha delle rose, tante medagliette, che indossa anche il vestito di Santa Rita, una forte devozione la sua. Sì, ho fatto un voto e quindi lo sto portando avanti negli anni. Avete messo il vestitino di Santa Rita alla bambina. È una promessa che abbiamo fatto quando abbiamo saputo che era una femminuccia. Ed è una preghiera che noi abbiamo fatto per lei con la speranza che la protegga sempre, ecco. Rose vendute ad €1, poco più, tantissime le bancarelle dove poterle acquistare. Tante vendite. Sì, però rispetto agli anni passati si capisce già che è diversa la cosa. Si vende un po' di meno? Molto di meno. Fasci di rose da far benedire, da distribuire a persone malate o a familiari. Sono praticamente per mia madre, persone che non possono venire per Santa Rita e allora io faccio questa opera di bene soprattutto per le persone che non possono essere qui presenti. Quante le grazie da chiedere a Santa Rita? Tante. È un momento, un rituale che si rinnova ogni anno di vicinanza alla comunità cattolica ma anche cristiana prima di tutto. Le rose ricordano il prodigioso miracolo. Poco prima di morire Santa Rita chiese che le venisse portata una rosa del suo giardino, ma era inverno e c'era la neve, eppure in quel giardino era davvero sbocciata una rosa. Per tutto il giorno in chiesa verranno celebrate messe. Una preghiera particolare c'è stata per le persone che in queste giornate, in queste ore soffrono in maniera particolare. E vogliamo ricordarle, aiutarle sempre queste persone e impegnarci tutti. Tutto intorno è un caos di auto, non solo via Vittorio Emanuele, anche le vie limitrofe sono congestionate dal traffico. Ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità, torniamo con lo sport. Siamo allo sport, pallanuoto, l'Ortigia Siracusa vince anche gara 2 contro il Telimar Palermo e fa sua la finale per il terzo posto del campionato di Serie A1, un traguardo che per i biancoverdi vale il pass per la Champions League. Francesco Aloi. Per il circolo canottieri Ortigia, quello appena terminato è stato un fine settimana da incorniciare. 2-0 contro il Telimar Palermo, vinte sia gara 1 che gara 2, terzo posto in classifica e arriva il pass per la Champions League. Ritorniamo in Champions League, però ritorniamo tramite i gironi preliminari che inizieranno a settembre. Noi abbiamo lottato per questo quest'anno, ci siamo imposti di arrivare al terzo posto per fare la Champions League. 16-9 all'andata, 14-6 al ritorno. L'Ortigia di mister
mister Piccardo vince e convince in entrambi gli incontri, sia a Siracusa che a Palermo. Non ci aspettavamo di vincere così agevolmente, anche perché il Palermo è un'ottima squadra che ci ha dato del filo da torcere in tutti questi anni di A1. Hanno giocato una pallanuoto spettacolare con un'ottima ripartenza, ottimo uomo in più. Però noi l'abbiamo preparata nei minimi dettagli, volevamo fortemente raggiungere il nostro obiettivo, che era l'obiettivo Champions. Primo e secondo tempo più equilibrati, nella seconda metà di gioco invece l'Ortigia esce gli artigli, Tempesti abbassa una saracinesca, para più di un rigore e la porta diventa inviolabile. Gli aretusei fanno poker con Di Luciano, Rossi, Ferrero e Andrea Condeni centrando la fuga decisiva, una fuga che vale tanto, soprattutto in una stagione che è stata molto complicata. Lavoro in corso con la piscina, noi comunque ci siamo dati da fare, altre società ci hanno ospitato, altre città, però adesso è tornato tutto sotto controllo la situazione. L'anno prossimo finalmente siamo a casa, non vediamo l'ora di riniziare, perché comunque iniziamo prima, perché ci sarà la preparazione per la Champions League, già il 10 settembre si inizia. Sul campionato di Serie A1 scorrono i titoli di coda, prima Prorecco per la 35esima volta campione d'Italia, secondo Brescia, terza Ortigia, e il Telimar, che chiude al quarto posto, dovrà accontentarsi della Eurocup. Adesso è il turno della pallavolo. La Saturnia vince anche la gara 2 della finale di playoff contro il Casarano e conquista la promozione in Serie A2. Catania ritrova il volley ad alti livelli, quelli di tanti anni fa. Marco Carli. Quando Casaro segna il punto che vale lo 0-3 definitivo contro Casarano, scatta la festa anche dei 100 tifosi presenti in trasferta. A 4 anni dall'avvio del progetto, la Saturnia raccoglie un altro successo e riporta Catania, culla del volley, in A2. Un traguardo che testimonia la bontà del gruppo. Nei playoff è stato un percorso netto, 8 vittorie su 8, il doppio 3-0 con cui la Saturnia ha vinto la finale con Casarano dà il senso di tutto, e gli ultimi punti della partita con i 2 set point per gli avversari annullati sul 24-22 del terzo tempo raccontano la voglia di arrivare al traguardo. È stata un'emozione fortissima, perché arrivare per la seconda stagione consecutiva in finale e poi vincerla finalmente certamente dà anche il senso di un percorso avviato e portato anche a conclusione. Mancavo da tantissimi anni, ho fatto degli anni bellissimi qua come giocatore. Ho fatto una promozione 38 anni fa, dalla 2 alla 1. In un campionato durissimo la squadra allenata da Cantor ha dominato la scena fino a febbraio, poi un periodo di flessione che è costato il primo posto nella stagione regolare. Aver superato il momento difficile è stata una chiave. Siamo arrivati secondi e da lì abbiamo ricominciato il playoff. Abbiamo lavorato tanto, ma pure abbiamo parlato tanto. Un playoff fatto in quel modo, vincendo ottavi di finale, quarti, semi e finale, tutte le serie in 2 partite, così come abbiamo fatto con tanta autorevolezza, vuol dire che la squadra voleva il risultato ed era convinta di che si poteva fare. Adesso il futuro è la programmazione per la prossima Serie A2. Adesso apriremo un nuovo ciclo, sempre triennale, dove l'obiettivo è quello di sicuramente consolidarci ad alto livello in Serie 2 e, se le cose poi dovessero girare per il verso giusto, essere la nostra società, il nostro progetto ancora più solido, magari puntare, ecco sì, a quel punto a tornare a tutti gli effetti, o quantomeno provare a tornare a quella che è la pallavolo di vertice a tutti gli effetti, che è la Superlega. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.